Buonasera ai titoli con le principali notizie. Si allenta la tensione fra Regione Siciliana e manager della sanità. Oggi incontro fra il governatore e il direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Cervello. Per adesso non cadranno altre teste, ma ci saranno nuove ispezioni. Ad Agrigento la pioggia dentro il Teatro Pirandello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno italiano della cultura. Scatena l'ira del Presidente della Regione che pensa al commissariamento. Pedopornografia online a Catania, arrestato un insospettabile imprenditore trovato con centinaia di foto e video di bambini. Catania fa i conti con la crisi idrica, la Sidra comunica turnazioni e sospensioni in alcune zone della città, sui social le lamentele degli utenti. Case vendute a 3 euro a Sambuca di Sicilia, si ripopola così il borgo in provincia di Agrigento, investono anche stranieri. Calcio, vittoria scacciacrisi per il Palermo contro il Modena. I 3 punti conquistati al Barbera fanno morale classifica. In Serie C, dopo la sconfitta con la Juve Next Gen, il Catania andrà in ritiro. Eccoci, buonasera. Dunque, prove generali di distensione fra Regione Siciliana e manager della sanità dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Sentiamo Manlio Viola. Non rotoleranno altre teste di manager della sanità siciliana, almeno per il momento. Dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo, Aroldo Gabriele Rizzo, le tensioni fra regione e manager sembrano sopirsi, anche se la polemica sulle condizioni della sanità siciliana non si placa. Il presidente della regione Renato Schifani ha ricevuto oggi il direttore generale della stessa azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, Roberto Colletti, dopo averlo convocato per il pomeriggio di oggi. L'incontro in realtà è iniziato di mattina a margine della cabina di regia sulla sanità, nella quale è stata approvata la tabella di marcia per gli investimenti in edilizia ospedaliera, ma è proseguito anche dopo in via riservata. È durato circa un'ora o poco più nelle 2 tranche e si è svolto in un clima che è stato definito dagli ambienti di Palazzo d'Orléans sereno e franco. Tempi ben diversi dai 10 minuti del vertice che aveva portato alle dimissioni del direttore sanitario. Anche in questo caso nessuna indiscrezione emerge sui contenuti del colloquio, come era avvenuto per il precedente incontro con il direttore sanitario e quello amministrativo, ma il clima che si respira dopo quell'incontro era ben diverso da quello che si respira oggi. Intanto piovono 712 milioni sulla sanità e serviranno per costruire 3 nuovi ospedali e ristrutturarne un quarto nella città di Palermo. Già a febbraio via alla gara per il polo di eccellenza pediatrica, poi toccherà al nuovo policlinico e quindi ai nuovi reparti dell'ospedale civico, fra cui l'oncologico. Parallelamente è previsto il restyling dell'ospedale Ingrassia dell'Aspe di Palermo. Sul fronte dell'efficienza invece ci saranno altre ispezioni negli ospedali, lo ha annunciato il dirigente generale della pianificazione strategica Salvatore Iacolino. Gli ispettori si presenteranno a sorpresa per valutare l'avanzamento della riorganizzazione. Restiamo in tema di sanità, lunghe attese per prenotare una visita medica o carenza di medici, ritardi nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti. Ditelo al vostro TG, scrivete così al numero del WhatsApp 342 74 55 005. Adesso andiamo ad Agrigento dove, pensate, piove dentro il Teatro Pirandello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno della cultura e non è l'unico caso che mette in crisi l'organizzazione. Luca Ciliberti. Il rimpianto è non avere Luigi Pirandello in persona, lui osservatore e narratore dell'assurdità degli umani. Se fosse stato in vita, chissà cosa avrebbe pensato e scritto sulla pioggia all'interno del teatro a lui intitolato nel giorno in cui la sua Agrigento raccoglie il testimone di Capitale Italiana della Cultura 2025. Le immagini vanno già oltre l'immaginazione. Le gocce che cadono dal soffitto durante un temporale, peraltro neanche di fortissima intensità, bagnano gli artisti della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, che sabato si stavano esibendo con il maestro pianista Enrico Pierannunzi. Il video registrato in diretta diventa subito virale sui social e la notizia fa il giro d'Italia. Non fosse altro perché proprio in quel teatro sabato prossimo parlerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione del prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura. Piove sul bagnato, è proprio il caso di dirlo.
perché i ritardi e le polemiche che hanno accompagnato fino ad oggi la macchina organizzativa, insieme alle ferocissime critiche dopo i segnali stradali sbagliati con 2 strafalcioni in 4 righe, certamente non consegnano l'immagine di una Sicilia impeccabile per pianificazione e preparazione. E nel caso del teatro sott'acqua, poi, la pezza sembra peggio del buco. Dopo il video, il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e che attualmente sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. I risultati ovviamente non si sono visti. Dunque questo è l'ennesimo incidente che si aggiunge, come lo sentivate nel servizio, ai ritardi agli altri intoppi e scatena così l'ira di Schifani. Domani la presentazione ufficiale dell'evento. Lorena Dolci. Schifani prende le distanze da un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti e mai metafora fu più calzante. Pur essendo presente domani a Roma, il presidente della regione ha delegato l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Uno sgarbo istituzionale voluto, una scelta che non nasconde una certa freddezza, se non peggio, del governatore rispetto alla macchina che avrebbe dovuto portare Agrigento all'altezza di un evento così importante. Ritardi e inadempienze più volte denunciati, ma mai davvero superati. In queste ore circola anche l'ipotesi di un commissariamento da parte di Palazzo d'Orleans, ipotesi sollecitata anche dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che aveva chiesto a Roma di impugnare tutto per non perdere l'occasione di rilanciare la cultura in Sicilia. Al momento Schifani si limita a bacchettare l'amministrazione. La giornata di sabato deve essere celebrata senza intoppi, soprattutto per rispetto nei confronti del capo dello Stato, aveva intimato. Ad Agrigento si corre ai ripari, non si sa con quali risultati. Resta in carcere Calogero Romano, il 20enne che era stato fermato dalla polizia per aver ucciso 3 giorni fa a colpi di pistola in piazza Palestro a Catania il 21enne Giuseppe Castiglione, il nuovo fidanzato della sua ex compagna della quale aveva avuto un figlio. La procura ipotizza i reati di omicidio volontario premeditato aggravato e porto e uso di arma da fuoco clandestina. Durante l'interrogatorio il 20enne ha confessato l'omicidio, spiegando di aver sparato perché provocato dalla vittima che avrebbe minacciato di non fargli più vedere il figlio che il 20enne aveva avuto dalla sua compagna minorenne. Restiamo a Catania, dove è stato arrestato un imprenditore per detenzione di materiale pedopornografico. Sequestrati infatti centinaia di filmati con immagini shock. Sentiamo Tonino De Mana. Gente insospettabile, a volte anche professionisti, che si incuneano nella rete alimentando il lucroso business del mercato pedopornografico. Un imprenditore di 43 anni catanese è stato arrestato dagli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale perché trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, è stata avviata grazie ad una serie di monitoraggi incrociati finalizzati al contrasto della pornografia minorile. È in questo contesto che nell'abitazione del professionista catanese, naturalmente top secret per non risalire all'identità dell'indagato, sono stati rinvenuti centinaia di file con filmati e foto raccapriccianti con vittime anche in età infantile. Il materiale informatico è stato sequestrato e sarà oggetto di approfondite analisi investigative. Il GIP di Catania ha convalidato l'arresto dell'imprenditore disponendo per l'indagato i domiciliari. Anche Catania fa i conti con la crisi idrica, la Sidra comunica turnazioni e sospensioni, ma gli utenti lamentano i turni comunicati non corrispondono al vero e tolgono l'acqua alle 10 del mattino e manca tutto il giorno. Sentiamo Desiree Ferlito. Arriva anche a Catania l'emergenza idrica che fino ad ora era rimasta fuori dalla grave carenza che coinvolge ormai moltissimi comuni della Sicilia, che da tempo fanno i conti con l'incubo della turnazione. Sidra, l'azienda che gestisce il servizio idrico, ha comunicato che la persistente scarsità di risorse sta causando gravi disagi, soprattutto nelle aree centro-orientali della città, e che per far fronte a questa situazione sono state introdotte turnazioni e sospensioni delle erogazioni dell'acqua. Sul sito Sidra si legge che dal 10 gennaio l'erogazione dell'acqua segue un sistema di turnazioni con sospensioni programmate dalle 21:30 alle 6:30 del giorno successivo. Non è segnalata nessuna emergenza, ha dichiarato il capo della Protezione Civile Salvo Cocina, raggiunto telefonicamente. Intanto sui gruppi Facebook della città monta la rabbia dei cittadini.
Non è vero quello che ha comunicato Sidra. Il servizio non viene sospeso nelle ore notturne. Nella zona Corso Sicilia l'acqua arriva di notte e alle 10 del mattino la tolgono per tutto il giorno. Da giovedì che andiamo avanti così. E poi ancora, domenica e festivi rubinetti asciutti, ma il numero verde risponde che non c'è alcun disservizio. Anche l'area centro-occidentale della città è interessata da disagi, sebbene con minor frequenza. Come comunicato da Sidra, le interruzioni saranno occasionali, da 1 a 2 volte a settimana. Da Palazzo degli Elefanti per ora nessuna comunicazione. Intanto Sidra consiglia un uso razionale e parsimonioso dell'acqua per evitare l'aggravarsi della situazione. L'alta adesione dei metalmeccanici del petrolchimico di Siracusa allo sciopero di oggi per il contratto indetto da FIM-WIL è un segnale chiaro per Federmeccanica. Si riaprono le trattative. Alla base della protesta la richiesta dell'aumento lordo nel triennio di 280 euro e anche per ritornare agli accordi di secondo livello. Adesso andiamo a una Sicilia sempre più scollegata dal resto d'Italia, un duro colpo per l'aeroporto di Comiso. Aero Italia ha deciso di sospendere alcuni voli. Adelaide Barbagallo. Non c'è pace per l'aeroporto di Comiso e dei suoi passeggeri. Lo scalo, sempre al centro di promesse di possibili rilanci economici, considerato complementare a quello di Catania. Nell'estate di 2 anni fa, per l'incendio che si sviluppò nello scalo etneo venne in soccorso di turisti e vacanzieri, subisce un duro colpo. Aero Italia ha annunciato che ha deciso di tagliare i voli lasciando solo quelli con destinazioni Roma, Milano, Bergamo e Parma e contemporaneamente ha deciso anche di sospendere i voli da Trapani Birgi a Cuneo. Spariscono quindi i collegamenti Aero Italia dalla Sicilia a Cuneo, Firenze, Bologna e Perugia, città importanti dal punto di vista turistico ma anche per tanti studenti. Una decisione inaspettata. L'annuncio arriva prima ancora di conoscere l'esito del bando da 9 milioni di euro promosso dalla regione siciliana per potenziare le rotte e la connettività del territorio. Una beffa per chi sperava in un rilancio economico grazie allo scalo di Comiso. Travagliata la storia di questo aeroporto, per decenni base militare, negli anni '80 divenne, suscitando grandissime polemiche e manifestazioni, base NATO, ospita oppure delle testate nucleari. Fu riconvertito in aeroporto civile, ma nessuno sembra davvero credere in questo scalo. Dopo Ryanair, adesso anche Aero Italia si defila. Federconsumatori Sicilia tuona. È l'ennesima conferma che le compagnie aeree considerano i nostri concittadini solo come arance da spremere. In Sicilia non c'è un'alternativa all'aereo per raggiungere in tempi ragionevoli gran parte del resto d'Italia e per questo non c'è concorrenza e le compagnie fanno quel che vogliono. Che il governatore Renato Schifani chieda e ottenga un incontro su questo tema con il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Sicilia nella morsa del maltempo, a Palermo strade allagate e disagi per tanti automobilisti, mareggiate nelle isole, pioggia fino a domani, poi da mercoledì un parziale miglioramento. Marco Gullà. Strade allagate, tombini che saltano, auto impantanate. Il maltempo crea disagi soprattutto a Palermo. In via Imera i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista rimasto impantanato nel tratto di strada che a ogni pioggia si trasforma in un lago. Sempre nel capoluogo le piogge di questi giorni hanno di nuovo provocato la riapertura di buche sull'asfalto che erano state sistemate in qualche modo dall'amministrazione comunale con interventi tampone. Qui siamo in via Villa Grazia, auto in difficoltà nel transito per via dell'allagamento. Problemi anche in provincia, sulla statale 113 traffico rallentato a causa di allagamenti in più punti e poi anche a Partanna, Mondello e Ficarazzi con strade praticamente impercorribili. In città inoltre si registra da mesi il problema illuminazione con molti lampioni in blackout e tante strade al buio, soprattutto in periferia. Maltempo che mette in ginocchio le isole, a Ginostra manca l'energia elettrica mentre a Lipari la mareggiata, come vediamo dalle immagini, ha invaso tutto il lungomare. Violenta mareggiata anche a Filicudi. Fino a domani la fase di maltempo invernale continuerà a interessare la Sicilia. Da mercoledì ci sarà un parziale miglioramento. Nel weekend è invece prevista una nuova ondata di freddo e pioggia. E per il maltempo domani scuole chiuse nel Siracusano, ad Avola, Portopalo e Pachino. Interventi ci sono stati dei vigili del fuoco tra Noto e Pachino proprio per allagamenti e soccorso anche di automobilisti sulle provinciali 44 e 22. Una breve pausa, poi ci occuperemo dell'Archistar che oggi è stato a Messina proprio per parlare del progetto sul ponte dello Stretto. A
Messina oggi l'architetto Daniel Libeskind, considerato uno fra i più importanti a livello mondiale, ha firmato il progetto del centro direzionale del ponte sullo Stretto. Sentiamo Francesco Triolo. È considerato una delle star dell'architettura mondiale, la sua firma su opere importanti che hanno ridisegnato le città da Berlino alla City Life di Milano sino allo spazio libero del World Trade Center di New York. Daniel Libeskind è un architetto che va oltre il semplice progetto di edifici e oggi a Messina in commissione Ponte al Comune ha parlato proprio del ponte sullo Stretto, illustrando il suo progetto per la realizzazione del centro direzionale che sorgerà sulla sponda calabra. È una grande opportunità per la connessione della Sicilia al centro del Mediterraneo con il resto dell'Europa, ma investe anche i temi della sostenibilità, dei trasporti, della connessione appunto della Sicilia con l'Europa. Non è soltanto un'opera tecnica e ingegneristica, ma è un'opera che migliora la bellezza e la qualità della vita dei cittadini, perché rende comuni connesse e comunità diverse. Last question for me. L'architettura non è una cosa, la bella architettura, la buona architettura è un qualcosa di eterno e quindi è sempre valido. Probabilmente bisognerà cambiare alcuni materiali che non sono più validi, che vanno aggiornati. L'uso di alcuni materiali va aggiornato. Il ponte, ha sottolineato Libeskind, sarà un'opera che rivoluzionerà le vie di comunicazione in Europa e tra l'Europa e l'Africa, con uno sviluppo delle comunità locali che farà ricredere anche gli scettici, e per Libeskind ci saranno benefici non solo per la Sicilia ma per tutta l'Italia. Le persone solitamente sono molto scettiche, ma quando vedono una infrastruttura del genere realizzarsi, siccome cambia la qualità della loro vita, quindi cambiano radicalmente opinione. La Sicilia è sempre stata al centro del Mediterraneo e il ponte la riporterebbe davvero in una posizione centrale di tutta la regione europea. Adesso a Sambuca di Sicilia, piccolo borgo in provincia di Agrigento, dove ha riscosso un grande successo la vendita delle case a 3 euro. Ci dice tutto Davide Sardo. E per noi è molto importante di avere un contatto con la popolazione locale, con un vivo sociale sopra il sistema turistico. Loro sono una coppia di tedeschi che hanno da poco acquistato casa a 3 euro a Sambuca di Sicilia. Adesso hanno anche avviato un'attività lavorativa, integrandosi ulteriormente nella comunità. Sono gli ultimi di una lunga serie di stranieri che hanno deciso di trasferirsi nel piccolo borgo siciliano in provincia di Agrigento. Per la nuova avventura con il bando a 4 euro, la possibilità di dare a stranieri e italiani di venire a vivere a Sambuca e di connettersi con questa comunità e noi ovviamente con la nuova comunità che si è via via costituita. E basta partecipare al bando, ci saranno degli immobili messi all'asta che saranno pubblicati nel sito del comune di Sambuca. Non solo stranieri ma anche molti italiani hanno scelto di acquistare una casa nel borgo siciliano. A Sambuca chiaramente ci siamo sentiti, tornando al concetto di inclusione, ci siamo sentiti coinvolti e non solo, anche affiancati nel realizzare questo progetto che ha lo scopo di trasformare e creare dei siti idonei anche per lavoratori a distanza. L'ultimo borgo che ho visitato è stato Sambuca di Sicilia, ero venuto per qualche giorno. In realtà sono 3 anni che sto qui e ho comprato anche casa che sto ristrutturando e nulla, il contatto con la natura, l'autenticità, il fatto che un cane mi abbia trovato, non io che abbia trovato lui, ma lui che abbia trovato me, mi hanno tenuto molto in questo posto che è un posto fantastico. Un esempio virtuoso di rinascita che continua a valorizzare Sambuca facendone un simbolo di accoglienza e ospitalità internazionale. Una breve pausa, poi il calcio con la vittoria scaccia crisi per il Palermo, invece la sconfitta per il Catania. Eccoci al calcio, vittoria scaccia crisi per il Palermo, 2-0 al Modena e Rosanero che conquistano 3 punti fondamentali per morale e classifica. Marco Gullà.
La vittoria che potrebbe consegnare al Palermo un nuovo passaporto. Al Barbera ieri i rosanero vittoriosi sul Modena per 2-0 in un pomeriggio di freddo e pioggia. Brunori e Leduaron hanno steso la formazione emiliana conquistando 3 punti con vista sui play-off. Una prestazione impeccabile quella offerta dagli uomini di Dionisi, bravi a capitalizzare la prima vera occasione con Brunori, lesto a correggere in rete un assist di Ranocchia, poi nella ripresa il gol di opportunismo di Leduaron. Il Palermo cambia marcia anche nella gestione del risultato, pace fatta con i tifosi. Il Palermo è di tutti, nel senso io l'alleno e cerco di dare il massimo di me stesso, ma come fanno i ragazzi, poi quando le cose vengono bene siamo tutti più contenti ed è più facile, quindi oggi aver vinto è un bel segnale, perché comunque questi 15 giorni non sono stati semplici. Matteo Brunori trova gol e serenità. Finalmente ho parlato con un direttore sportivo vero, stoccata a De Santis dopo il match e plauso a Carlo Osti. Noi nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti, ci sono stati in questi mesi e i miei compagni sono stati unici, perché comunque nelle difficoltà il gruppo non si è mai sfaldato e quindi sono veramente orgoglioso di tutti i miei compagni. Rosanero domenica di nuovo al Barbera, arriva la Juve Stabia. Dopo la sconfitta con la Juve Next Gen, il Catania andrà in ritiro in Calabria da mercoledì. Questa è la decisione della società dopo la prestazione deficitaria della squadra contro i bianconeri. Marco Carli. Squadra in ritiro da mercoledì pomeriggio in Calabria. La decisione della società dopo la sconfitta con la Juve Next Gen e in vista della gara fissata da calendario per domenica a Picerno in Basilicata, dove la nevicata ha fatto saltare la sfida dell'ultima giornata fra Potenza e Benevento. Primo allenamento della settimana dunque in sede, poi ancora a Catania mercoledì mattina e dopo l'allenamento la partenza. Quella con la Juve è stata per il Catania una sconfitta che ha evidenziato una frattura fra l'ambiente, la squadra e la società, evidenziata dal silenzio durante la gara e dalla contestazione alla fine della partita. Il primo gol dei bianconeri, e non è la prima volta che succede, è il sunto della stagione, errori questa volta dell'intera linea difensiva che vengono puniti da Fenaghian. Toscano, che a Benevento aveva parlato dei cambi non all'altezza, al Massimino definisce in questo modo la sua squadra. In questo momento siamo una squadra fragile, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Squadra in ritiro dunque per provare almeno a sconfiggere la fragilità di cui parla Toscano. Basta guardare al secondo tempo. In svantaggio il Catania propone la peggior veste, una fiammata con la traversa di Inglese, qualche errore sotto porta e poi il solito gol preso quasi con rassegnazione da Semedo. La rete di Lunetta arriva al fischio finale e fra i fischi del pubblico bisogna intervenire e i primi arrivi saranno in porta in difesa. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Momento delicato per le altre siciliane di Serie C. Il Trapani sconfitto in casa dal Crotone per 3-0 in silenzio stampa. Il Messini attende di capire le mosse della nuova proprietà. Francesco Triolo. Bocche cucite per una sconfitta che fa male, molto male. In casa Trapani il presidente Valerio Antonini ha deciso di imporre il silenzio stampa a tutti i tesserati, una scelta arrivata dopo il 3-0 rimediato al provinciale contro il Crotone in una partita che avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque per il prossimo futuro del campionato dei Granata. A sbloccare la gara ci ha pensato Giron con un bolide alle spalle di Yukai, dopo 5 minuti il raddoppio con Tumminelle e prima dell'intervallo il tris grazie alla rete di Gomez. Nella ripresa il Trapani non è riuscito mai a rendersi pericoloso, anzi ad andare vicino alla rete. Sono stati ancora i calabresi con Tumminello, Carnielutti e Gallo. La sconfitta ha riportato a terra chi sognava in grande e adesso c'è da ricostruire morale e compattezza, anche perché i fischi finali sono il chiaro campanello d'allarme. Di ricostruire ha bisogno anche il Messina, che dopo la vittoria fondamentale in trasferta contro il Taranto adesso guarda alle mosse societarie per capire che futuro l'attende. Il tecnico Modica a fine gara è stato chiaro anche su questo punto. Occorre che la nuova proprietà, la AAD Invest, dimostri solidità e capacità di intervenire sul mercato. Sono almeno 6 i giocatori che hanno chiesto di andare via. Dopo i saluti del DS Roma in giornata dovrebbe arrivare in città il procuratore Tateo, a cui la vecchia proprietà
si è appoggiata in passato per rinforzare la squadra. Non è escluso che possa essere instaurata una nuova collaborazione con la gente. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.